Siamo in collegamento con la dottoressa Cristiana De Luca, psicologa e psicoterapeuta che collabora con l'associazione MDR Italia. E con lei parleremo del tema della psicologia dell'emergenza, un'emergenza quella legata al coronavirus che sta attanagliando tante famiglie, anziani, bambini italiani. Adesso io le chiederei due consigli per due argomenti completamente diversi, che però sento che sono percepiti in modo significativo dalla popolazione. Uno è quello Sì, del lutto in questo momento di emergenza, quindi le tante persone che non possono assicurare al loro defunto una cerimonia funebre così come la conosciamo. Pensiamo anche ai genitori che per esempio hanno perso dei figli anche nel nostro territorio dell'Alta Marca Trevigiana, magari per altre motivazioni non legate al coronavirus, ma che non hanno potuto avere un funerale proprio iure dita per il figlio. La stessa cosa per quanto riguarda gli uomini e le donne che si stanno trascurando nelle loro case in questo periodo. Sono arrivati tanti consigli dagli psicoterapeuti proprio di non perdere la voglia di curare se stessi e la propria immagine. Quindi due argomenti diversi. sì. Allora, come lei ha sottolineato, le persone in lutto in questo momento hanno una difficoltà in più, che è legata a non poter vivere il lutto, che è fatto di sostegno delle persone care, di abbracci fisici anche, ed è fatto della cerimonia funebre e commemorativa che permette di dare una chiusura. E questo dal punto di vista psicologico è molto difficile. Credo che sia importante in questi casi cercare il sostegno il più possibile dei propri cari, anche a distanza, provare a pensare a quello che faremo e cercare di aver cura del proprio lutto, del proprio dolore, no? Ci sono delle linee guida che possono essere applicate sia alle persone in lutto, sia alle persone molto traumatizzate in questo periodo, perché sono le linee guida che aiutano il nostro cervello ad elaborare quanto è accaduto, no? Come dire, mettiamo il nostro cervello nelle condizioni di gestire ed elaborare quello che è accaduto. Quindi mantenere le proprie abitudini, la propria routine, avere dei momenti in cui io mi concedo il mio dolore, lo vivo, avere dei momenti in cui io anche mi distraggo, mantenere appunto, come dicevamo anche per gli anziani, le relazioni sociali nella modalità in cui è possibile mantenerle e poi quando ci sarà il momento poter finalmente portare avanti il funerale e questi momenti commemorativi che vanno solo posticipati, non Mm. vanno eliminati perché sono molto importanti. Per quanto riguarda invece la trascuratezza, anche qui ci sono delle linee guida perché noi parliamo di un periodo lungo di chiusura in casa e di alterazione delle nostre abitudini. Anche qui il nostro cervello invece ha bisogno di regolarità. Che cos'è regolarità? Regolarità è anche come io sono abituato a vestirmi, a truccarmi la mattina per andare a lavorare, a che ora mangiare e che ora stare a lavorare, perché questo aiuta, come dire, a portare un po' di normalità in una situazione di alta instabilità. Ed è qui che noi possiamo avere un po' di controllo, perché siamo in una situazione in cui non sappiamo come vanno le cose giorno per giorno, però possiamo prenderci cura di noi ed è qui che è molto importante intervenire anche nelle piccole cose, nei rituali quotidiani, nella routine, nelle relazioni, nella cura del proprio corpo. Una buona indicazione per esempio è anche la ginnastica a casa, no? Chi era abituato a fare un po' di attività fisica è utile che la riproponga a casa, molte palestre si riattrezzano facendo video, eccetera, sia perché aiuta proprio a scaricare e a decomprimere e migliora il sonno e migliora anche i sintomi un po' d'ansia e depressivi, quindi c'è un aspetto, come dire, terapeutico su questo, sia perché ci riporta un po' della nostra vita e nella nostra normalità, che è molto importante. Come dobbiamo attraversare questo periodo? Prendendoci cura il più possibile, che significa anche mantenere ciò che è buono per noi. Non c'è una ricetta per tutti. Io adoravo fare il ricamo, mi rilassava, ok, mi riprendo uno spazio per fare il ricamo. Ho sempre voluto dipingere ma non potevo farlo, aspetta che tiro fuori i miei colori. Quindi, come dire, la cosa migliore è attingere già alle risorse che io avevo e che mi piacevano e che so essere buone per me e magari avere l'occasione per tirar fuori qualche piccolo sassolino che avevamo lì e non avevamo l'occasione di portare avanti. Quindi c'è molta libertà nel prendersi cura. Molte persone vedete che adesso cercano di cucinare, fanno il pane, fanno la Sì. pasta, ma può essere la musica, scrivere, no? Mi capitano delle persone che dicono: ah, guarda, facevo meditazione un po' di tempo fa, che bello, lo riprendo.
Quindi questo è l'atteggiamento migliore, non inventandosi cose stratosferiche, ma mettendo un po' di energia e un po' di positività in ogni piccolo momento, quindi tarandomi nel mio presente, nella mia giornata. Questa è la cosa migliore, oltre che mantenere la mia routine, i miei impegni di lavoro, di studio, anche per i bambini, questo è proprio importante. Sì, credo che per chi ha i bambini, ecco, potremo ampliare ulteriormente la creatività, lì abbiamo l'occasione veramente di inventare giochi, di inventare nuovi modi di fare i compiti e di ristrutturare la nostra quotidianità. Vorrei concludere con l'aspetto proprio della crescita post-traumatica, perché noi siamo molto provati e ci viene chiesto tanto a tutti, no? E lo stiamo facendo, le cose stanno migliorando e quindi dobbiamo riconoscerci l'impegno e ricordarci anche che di fronte alle catastrofi è possibile comunque imparare qualcosa, fare un passo di crescita, come individui, come famiglia, come collettività e come Stato, no? Come Italia. E quindi questa è anche una visione che ci può aiutare ad affrontare le richieste, che sono tante e faticose per tutti.